Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, puntuali insieme a voi per condividere con gioia quelli che sono le idee e i progetti, perché sì, proprio da un'idea nasce Io Compro Siciliano ed è diventato per tutti noi un vero e proprio lifestyle. Questo stile di vita che ormai afferma quello che è il Made in Sicily. Noi diciamo sempre portiamo il Made in Sicily nel mondo, il mondo nella nostra bella Sicilia. Noi vogliamo ringraziarvi perché siamo arrivati, anzi abbiamo anche superato quest'altra soglia e quindi vorrei ringraziare ognuno di voi ed iniziare tra l'altro come ogni mattina. Grazie 255.039 volte, grazie, grazie, grazie a tutti voi, grazie come sempre per condividere insieme a noi questa grande forza, questa grande energia che è quella di portare avanti identità, qualità e provenienza. Siamo arrivati a metà settimana, sapete al giovedì e al venerdì abbiamo le nostre consuete rubriche del Chiedimi pure, al giovedì a cura di Davide Morici, uno dei tre fondatori di Io Compro Siciliano, parliamo di eventi, parliamo di accoglienza, parliamo di turismo. Al venerdì invece a cura di Giuseppe Giorgianni, parliamo di internazionalizzazione, di digital innovation e sapete al venerdì con l'ingegner Giorgianni parliamo anche di bandi europei e quindi come essere da sostegno, d'aiuto, ma anche informatori di quello che può essere un nuovo percorso aziendale ed economico legato alle start-up o alle aziende che già esistono. Abbiamo tanti giovani che attenzionano i nostri live, siamo molto felici di questo perché continuiamo a renderci conto che la condivisione delle nostre esperienze sono poi anche la condivisione della storia, nonché anche motivi di crescita per tutti quanti noi. Bene, oggi vi portiamo nel territorio di Catania, beh, bellissima città. Incontreremo i nostri due ospiti di oggi. Oggi parliamo di cultura, di eventi, editoria, libri, ma anche cinema, passioni, blog, insomma, sarà una piacevole conversazione con i nostri due specialissimi ospiti perché a Catania ci attende Cirino Cristaldi e Carlotta Bonadonna. Sono due ospiti veramente di grande importanza. Parleremo di Etna Book Festival che si svolgerà proprio in queste giornate dal 25 al 27 a Catania. Ne parleremo proprio con l'organizzatore che è Cirino Cristaldi e parleremo anche con Carlotta Bonadonna perché fa parte della giuria, ma ci parlerà, ci racconterà anche del suo blog personale che è Nata Libera, un modo assolutamente personale di vivere l'informazione giornalistica fatta da un punto di vista che è un punto di vista di una donna. Vediamo un po', fra poco rimanete collegati. Noi vogliamo come sempre ringraziare i tre fondatori, dicevamo Davide Morici, Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello. Francesco Caravello, il mitico Caravello che sapete ogni giorno porta avanti questo appuntamento quotidiano delle 18 che è aperitivo social e poi sapete nel nostro palinsesto anche al sabato l'appuntamento con la cucina, con la nostra ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo che è Alessia Smile Food con Io Compro Siciliano Chef tutti i sabato alle 12. Nuovi format stanno per essere presentati. A proposito di presentazione, vi ricordo che giorno 9 di ottobre verrà presentato il piano industriale ed economico di Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale. Siamo veramente tanto felici, pronti. Noi siamo pronti anche adesso per iniziare questo appuntamento di oggi. Come sempre voglio ringraziare in regia Paolo Gatto, ringraziare tutta la redazione, grazie a Marzia Monreale, grazie a tutto il team di Io Compro Siciliano. Bene, siamo proprio pronti. Noi abbiamo ospiti oggi da Catania
Cirino Cristaldi, che facciamo subito entrare in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Beh, allora adesso dobbiamo raccontarla tutta ai nostri amici. Durante la prova tecnica, prima di collegarci con Cirino Cristaldi, abbiamo fatto con lui un po' una camminata nelle vie del centro di città, insieme a Danilo anche, che era il collaboratore. Dice, ecco, dove sei Danilo? Ciao Danilo, eccolo là. Abbiamo fatto un percorso di strada anche godendo della bellezza della città per arrivare proprio adesso invece in postazione. Siamo qui per iniziare questa bellissima intervista a Cirino Cristaldi. In realtà i nostri amici Cirino Cristaldi ti conoscono, abbiamo già avuto modo di intervistarti e noi siamo molto felici di essere qui quest'oggi per parlare con te. Beh, Cirino Cristaldi è un giornalista, è un pubblicista, è un autore, un sceneggiatore. Lui ha veramente grandissima esperienza nel mondo della scrittura, ma soprattutto in quello che è l'organizzazione di eventi, perché lui un po' per studio inizia con il, se non erro, era il Taormina Film Festival, inizia con questo stage universitario e da lì devo dire che poi è stata proprio una vera scelta di vita, perché Cirino invece si è dedicato all'organizzazione di grandi eventi e mi piacerebbe proprio, Cirino, partire da qui. Sì, è nato tutto per caso, devo dire, perché anzi nasce tutto da una telefonata. Mi trovavo a casa, mi arriva questa chiamata, questa telefonata dall'ufficio stage e tirocini dell'Università di Catania, e quindi molto spesso si parla del fatto che l'università, le istituzioni non funzionino, però devo dire che in questo caso specifico io rappresento l'eccezione, perché ricevetti questa chiamata dove mi si appunto proponeva la possibilità di fare uno stage, un tirocinio presso la direzione organizzativa del Taormina Film Fest, che io conoscevo soltanto di nomea, perché festival tra i più famosi al mondo, ma avevo soltanto qualche anno prima assistito a qualche masterclass per proiezione, niente di più, non sapevo cosa significasse lavorare ad un evento. E quindi mi presento un mesetto dopo dinanzi a Deborah Young, l'allora direttrice del festival, che succedeva a Laudadio, che è un grandissimo direttore, insomma, adesso è il Bari Film Fest. E, mi presentai lì assieme a un collega d'università e subito scattò la scintilla. Loro se ne sono accorti in realtà, perché mi dissero già l'indomani che nei miei occhi vedevano qualcosa brillare, come tipo la felicità del ragazzino, del bambino che gioca col tanto cognato giocattolo che voleva, insomma, dai genitori, no? E quindi da lì nasce questa lunghissima storia. Nel 2007, l'anno dopo, l'anno successivo, riuscii a farmi confermare per la prima volta a quel punto a contratto, perché prima era soltanto uno stagista, quindi ho iniziato veramente, come si suol dire, dalla gavetta, dalle fotocopie, dall'andare a raccogliere le buste che perdevamo in giro con gli inviti per gli ospiti, tutte le cose più strane. Però mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire cosa vuol dire curare i particolari, i dettagli, e poi da lì ho iniziato, per quanto riguarda appunto gli eventi, a lavorare anche per altri eventi, festival molto importanti, quali il Taubook. E poi nel 2015 ho pensato, dopo 8 anni di gavetta e di insomma, crescita professionale, perché comunque mi occupavo del cerimoniale al Teatro Antico di Taormina, che come sapete è un luogo dove fare il plasman, insomma, le cose essere non è così facile, soprattutto in manifestazioni importanti. Quando si ha a che fare con Robert De Niro o ospiti di questo calibro non è mai tanto facile ricerchire e quant'altro. Assolutamente. Anche perché poi si hanno anche belle storie da raccontare dopo, gli aneddoti. Dopo abbiamo creato un'associazione culturale che è Non Aim, e abbiamo deciso di organizzare degli eventi a Catania con la nostra associazione, e adesso da 6 anni organizziamo Piede Corti, da 4 anni organizziamo Cinemigrare, che è una rassegna tra l'altro itinerante, che non facciamo soltanto in Sicilia ma anche nel Lazio, in Calabria. Più avanti, Covid permettendo, andremo anche in altre regioni. E poi facciamo anche la Sicily International Short League, che in qualche modo vuole rappresentare l'intera Sicilia
e devo dire che in piccola parte ci siamo riusciti perché abbiamo coinvolto opere e lavori da tutti e cinque i continenti, quindi abbiamo fatto arrivare la nostra voce dappertutto e questo è un orgoglio. E poi quello che può E definirsi per poi quanto mi riguarda. arriviamo e ti fermo, Cirino, e poi arriviamo un attimo a quello che è l'Etna Book Festival. E qui vorrei far entrare con noi la nostra ospite, perché lei in realtà c'entra con l'Etna Book Festival, c'entra perché mi sembra che lei sia stata tra l'altro inserita in giuria, giusto? E poi, tra l'altro, il personaggio è veramente un personaggio molto bello perché lei ha un suo blog, che è un suo blog personale, che è Nata Libera. E poi è veramente una donna preparatissima, lei è grande appassionata di cinema, oltre che naturalmente studiosa, lei è laureata al DAMS di Bologna, in realtà porta nel cuore tre città perché c'è un po' Bologna per gli studi, c'è Roma, chiaramente col cinema, e c'è anche Valencia. Ma io a questo punto, signori, permettetemi e prego il nostro regista Paolo Gatto di inserire con noi Carlotta Bonadonna. Ciao, Buongiorno, benvenuta. grazie a voi per avermi invitato, veramente. Ciao Qua arrivano i Cirino, baci da parte di Cirino, ci sono i certo, il baci mio che arrivano. presidente. Sì, sì, saluto tutti. Ciao Senti Carlotta. Carlotta, allora noi siamo molto felici di averti con noi, siamo molto felici perché innanzitutto chiaramente parliamo dell'Etna Book Festival, ricordo, a Catania dal 25 al 27 di settembre, centri, e quindi ecco perché c'è questo gancio, ma prima di parlare della manifestazione, perché mi piacerebbe proprio che pubblicitassimo questo appuntamento importante, questo appuntamento culturale, Carlotta, vorrei invece parlare un po' di te. Ci sono tre città che ti raccontano, ci sono gli studi a Bologna, al DAMS, c'è Roma, con tutto quello che riguarda lo studio, il cinema anche lì, e poi Valencia. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi in parte di questi tuoi passaggi di vita. Sì, benissimo. Parlare della mia vita è complicato, anche per me stessa, perché mi sono spostata tante volte e ho vissuto in tante città. Intanto vorrei dire che io sono di Taormina, anche se amo molto Catania e collaboro ben volentieri alle attività, diverse attività che succedono a Catania e che avvengono a Catania, tra cui appunto Etna Book. Da Taormina poi ho deciso di fare l'università a Bologna e sono stati anni molto, molto belli per me. Considero Bologna la mia seconda città, sono stati forse gli anni più belli della mia vita, anche perché comunque ero più giovane, quindi ero anche più spensierata, ho Ah, sei vissuto tutta la mia vita. giovanissima, quindi quando Ma eri bambina? ti Quando eri ringrazio, bambina? ti ringrazio sempre, ma diciamo che non sono proprio giovanissimissima. Quando eri Comunque, bambina? quando ero più giovane, ok. E dopodiché, dopo i miei studi, mi sposto a Roma, dove faccio anche un master in progetti innovativi nell'audiovisivo. E incomincio insomma con stage, con tirocini in case di produzione, in uffici stampa e quant'altro. Ambiente che a me piaceva, però sai, nella vita succedono anche delle cose strane, che a volte ti trovi di fronte a un bivio. Un viaggio mi ha cambiato un po' la vita, tanto per cambiare i viaggi, si parla sempre di È viaggi, ero a vero. New York per studiare inglese ad un corso appunto di lingua e un giorno dei miei compagni mi chiesero di insegnare loro italiano. Per me è stato un gioco, ma questo gioco si è trasformato nella mia, diciamo, prima attività. Infatti insegno italiano agli stranieri e da lì mi sono trovata di fronte a un bivio e ho dovuto decidere, ancora lo ricordo come se fosse ieri, partire per un campus estivo di insegnamento o rimanere a Roma in una casa di produzione. Io in quel momento ho dovuto scegliere, ma in quel momento della mia vita ho detto voglio intraprendere anche quest'altra attività, perché io sono una persona che Hai mi piace bisogno, vivere.
Sì, e mi piace comunque cogliere ciò che mi dà la vita. E da lì ho sì. iniziato questa attività che ancora faccio. Però non ho smesso comunque di pensare al cinema, di pensare alle mie passioni, alla scrittura e quant'altro. E vabbè, torno A dall'America, proposito di scrittura, Carlotta, sì, tra l'altro, io adesso non ricordo bene, ma c'era una sezione, proprio la scorsa edizione dell'Etna Book, dedicata al racconto in una pagina, se mi date delle indicazioni, mi sembra di aver letto fra le note che Carlotta Cirino, Carlotta è sì, stata fra i finalisti, no? Di questa Esatto. sezione. sì, Vero, vero, confermo. sì, sì, sono Eh. molto contenta e soddisfatta. Sì, sono arrivata tra gli ultimi 5 finalisti con un racconto a cui tengo moltissimo. E poi da lì è iniziata l'avventura con Non Name, con le varie attività che fa a Cirino, con Etna Book. Sono media partner con Etna Book e con altri festival appunto di Cirino, Via dei Corti, Cinemigrare e quant'altro. E quindi ho rincominciato, diciamo, una volta tornata qui in Italia, perché c'è Valencia di mezzo, che ora spiego perché Nata Libera si unisce molto a Valencia, perché Nata Libera nasce a Valencia, nasce in Spagna. E una volta tornata in Italia ho deciso di ridare spazio appunto alle mie passioni, alla scrittura, al cinema, e con Nata Libera di incominciare a farmi conoscere. Questo farmi conoscere mi ha portato a rimettermi in gioco, a darmi da fare e a partecipare appunto ad eventi, festival a cui tengo moltissimo. Ora, Sono stata fermati un tre. attimo, Sì, Carlotta, fermati un attimo. Quindi noi siamo arrivati adesso ad un racconto della tua vita che poi è Valencia, e da Valencia c'entra proprio quello che poi è il tuo blog personale, che è Nata Libera. Fermiamoci qui, creiamo questo, voi lo sapete, no? È importante creare questo momento anche per tenere tutti i nostri amici con noi. A proposito di amici, signori, bisogna assolutamente salutare chi sta scrivendo e facendo tra l'altro dei complimenti anche a voi. Permettetemi di fare questi saluti. Allora, c'è la nostra caporedattrice, che è Marzia Monreale, che vi saluta. Ciao Marzia, grazie sempre per il tuo lavoro. Dice un saluto ai nostri grandi ospiti e un saluto a te, cara Katiuska. Grazie a te, Marzia, e a tutto il team di Io Compro Siciliano. Grazie davvero. Allora, c'è il Faraone Palermo che scrive: Buongiorno carissima amica Katiuska, ciao, ciao caro amico, grazie a te sempre per i tuoi messaggi. A Cirino Cristaldi, saluti, a Carlotta. Cirino, un artista del mondo dello spettacolo ed è un'altra eccellenza siciliana insieme a Carlotta Bonadonna. Buongiorno anche a tutto il nostro bellissimo popolo di grande orgoglio di Io Compro Siciliano. Quindi un saluto anche da parte del nostro amico, saluti da parte di Pablo Gil, ciao caro amico, ed un saluto anche da Amalia Lopinto. Ancora Raffa Maria Angela, buongiorno. Mimma Spallina, che è una delle nostre amiche, lei è un'artigiana, buongiorno, ciao cara. E poi abbiamo Mauro Todaro, ciao belli. Mauro sarà domani, lui è ambasciatore del sorriso, avrete sicuramente sentito parlare di Gogol. Domani avremo modo di intervistarlo nel live e sarà un piacere raccontare al mondo di Gogol. Giuseppe Campo, buongiorno. Continuiamo con la nostra intervista. Dunque, siamo arrivati a Valencia. Valencia c'entra con quello che poi è il tuo blog. esatto, esatto. Ora devo aprire una parentesi un po' seria, nel senso che Nata Libera, il mio ritorno, diciamo, alla scrittura, anche al giornalismo, perché da lì ho iniziato a collaborare con diverse testate giornalistiche con le quali ancora collaboro. È iniziata da un toccare il fondo, praticamente. Purtroppo a noi donne a volte capita di ritrovarci in situazioni brutte, io le definisco tossiche, uomini sbagliati. E questa mia situazione in cui mi sono ritrovata ad un certo punto senza sentirmi più, senza ritrovarmi, mi ha riportato a riprendere la mia vita in mano. Quindi sono ritornata nel mio passato
nella mia scrittura, nel mio cinema, nei miei studi, nella mia università, e mi sono rimessa in gioco appunto con il giornalismo, scrivendo prima di tutto recensioni di film, quindi nel campo cinematografico, e poi da lì è nata Libero. Ho detto perché non fare una cosa mia? Perché non realizzare un mio spazio, una mia finestra? E inizialmente sono partita, diciamo, con un'impostazione più, diciamo, nazionale. Infatti ho partecipato pure al Festival di Venezia, al Festival di Roma, Torino, occupandomi di varie sezioni, cultura, cinema, teatro. È un blog che si occupa di cultura a 360 gradi. Dopodiché, una volta tornata in Sicilia, ho detto perché non dare spazio e valore alla mia terra? E ho una sezione dove parlo di eventi appunto che hanno a che fare con la Sicilia, alla quale do moltissimo spazio. E per cui Nata Libera nasce proprio da una, non la voglio chiamare rivincita, la voglio chiamare ripresa, una rinascita, un voler dare nuovamente spazio a me stessa. Però questo Senti dare spazio a me Carlotta, stessa, sì, sì. mi è piaciuta una frase che mi ha riportato Marzia durante appunto una pre-intervista. Marzia Monreale mi diceva, poi il tuo blog è dare spazio al tuo spazio vitale. E quindi questa è una frase che mi è piaciuta veramente moltissimo e poi la stai raccontando e la stai confermando. Senti Carlotta, un personaggio bello come te, naturalmente Cirino Cristaldi, che è un organizzatore di eventi, ha pensato bene, ma un personaggio così sicuramente in giuria va benissimo. E quindi io torno dal mio amico Cirino Cristaldi. Senti Cirino, noi vorremmo sapere qualcosa in più, parliamo di Etna Book Festival, dicevamo a Catania dal 25 al 27 di settembre, raccontaci. Allora, guarda, per tornare su Carlotta è stato facile pensare a lei perché già la conoscevo da diversi anni perché lei seguiva il Taormina Film Fest appunto per raccontare ciò che accadeva sul suo bellissimo blog che è Nata Libera, che è veramente qualcosa che invito tutti ad andare a visitare perché ne vale la pena. Quindi Carlotta, sempre in gambissima. E allora lì parlando spesso, insomma, siamo diventati amici, c'è stata questa scintilla che ci ha fatto pensare di poter fare anche qualcosa insieme a livello proprio di partnership. E così devo dire, Carlotta ha iniziato a seguire i nostri eventi in maniera frequente, e poi con Etnabook, anche con Via dei Corti prima, ma poi con Etnabook soprattutto. Il primo anno, diciamo, Carlotta in maniera, devo dire, del tutto inaspettata, non ce l'aspettavamo, ha deciso di partecipare al concorso letterario, dove noi abbiamo chiaramente delle giurie composte da esperti del settore, che io non, ci tengo a precisarlo, io non leggo nemmeno le opere, quindi siamo molto precisi in questo. E devo dire, è stata una sorpresa vederla tra i finalisti, non perché non credessi che avesse lei le potenzialità per arrivare, ma perché ho detto, guarda che c'è qua, Carlotta riesce a fare anche questo e farlo bene. E quindi sono contentissimo, quando ci siamo sentiti al telefono ho detto, guarda Carlotta, e questi sono i verdetti della giuria, chiaramente io li ho saputi in questo momento, te li dico con tanto piacere perché sei tra i finalisti. E Io poi ero quindi andò bene felicissima, anche Carlotta io ero poi felicissima. ha avuto l'opportunità di leggere il proprio racconto davanti al pubblico, fu una bella serata, devo dire. Da lì mi balenò in mente l'idea appunto di coinvolgerla l'anno successivo, chiaramente non poteva più partecipare a quel punto come membro della giuria, non per il concorso letterario, ma per la sezione book trailer, perché pensai, ma perché non coinvolgere una persona che scrive di cinema, è brava anche a scrivere, per un concorso che comunque ha in oggetto appunto dei libri che diventano cortometraggi. E quindi da lì nasce l'idea. Devo dire che Carlotta ha subito accettato, mi ha fatto felice, diciamo subito, non è stato difficile coinvolgerla e di questo la ringrazio ancora oggi. Poi Etnabook, magari Senti credo ne abbiamo Cirino, parlato.
Cirino, perdonami, noi anche attraverso il tuo racconto, quando raccontiamo le storie di Io Compro Siciliano, ci soffermiamo quando si parla di rete. Come vedi, quello che tu poi hai raccontato adesso è proprio quando si parla di rete, perché attraverso le conoscenze nascono poi le sinergie, nascono i progetti, nasce la voglia di costruire insieme. E devo dirti Cirino, devo dirti Carlotta e devo dire naturalmente gli amici lo sanno, insomma chi segue i nostri live e poi quello che poi è il senso di Io Compro Siciliano è proprio questo ed è quello, la scelta consapevole e la scelta di creare sinergia perché noi puntiamo moltissimo su questa parola insieme, cioè creare rete e creare delle forze che insieme portano avanti i progetti, questa è la realizzazione delle cose più belle e più importanti. Quindi mi piace soffermarmi proprio su questo tuo racconto. Io ne approfitto, visto che ho rubato la parola, ancora per aggiungere qualche messaggio da parte dei nostri amici che sono rivolti a voi. A te Carlotta arriva un saluto dal faraone sempre Palermo che dice Carlotta è una sicula di mondo. Quindi è un saluto che arriva a te, Fausta Intravai, attrice. Ciao, ciao Fausta, Lidia Prestana, buongiorno a tutti. Carlotta è una donna in gamba e mi piace tanto. Ancora Maurizio Tumminia, buongiorno a tutti. Maurizio Tumminia è del numerosissimo gruppo di artisti nostri amici. Grazie Maurizio sempre per il tuo affetto, un grande saluto e complimenti sempre per quello che fai. Ancora Tirza Maria Girgenti, saluti a tutti. Il Faraone Palermo scrive complimenti sempre anche a te, carissima Katiuska, che dai sempre sapore, trasmetti allegria, oltre alla tua indiscutibile bravura e professionalità come conduttrice, anche tu sei un'ambasciatrice imperdibile del nostro Io Compro Siciliano. Ti ringrazio. Grazie, grazie per queste parole. Torniamo ai nostri carissimi amici. Allora, Cirino, noi vivremo queste giornate, abbiamo detto 25, 26, 27, Etna Book Festival. Mi piace, prima abbiamo veramente ancora un paio di minuti. Cirino, ma tu sei uno scrittore, tu hai scritto testi e tra l'altro trattando anche temi molto, molto belli, molto importanti, no? Abbiamo, so, fra i temi dei tuoi testi c'è il futuro, c'è l'autismo, ci sono fenomeni insomma importanti, dico ci sono argomenti importanti, scelte forti. Una domanda, ma scegliere tra stare dietro e quindi tra la scrittura e invece quello che poi è l'organizzazione, la grande macchina dell'organizzazione eventi, ma potresti fare una scelta o sono fondamentali entrambi? Io penso che siano fondamentali entrambe, devo dire. Anzi, scusatemi se è un po' di rumore qui, ma stanno facendo le prove, ragazzi, quindi vi chiedo scusa in anticipo. Devo dire che molto spesso l'organizzare eventi, devo dire, toglie spazio alla scrittura, questo è vero. Infatti, quando devo scrivere lo faccio o nei momenti in cui non si sta organizzando nessun evento, inizio dell'anno, oppure da notte. E la notte porta consigli. È vero, si rubano tempi. Devo dire, su due piedi non saprei decidere. Sono due passioni della mia vita, due grandi passioni. Ecco. Le passioni vanno portate avanti. Senti Cirino, io sento già le prove, tra l'altro siamo quasi a chiusura. L'ultima domanda al volo, raccontaci un aneddoto con un personaggio famoso nell'organizzazione dei tuoi eventi. Uno così al volo. Ok, no, ricordo molto volentieri, ecco, abbiamo le note di Morricone, se sentite, non so se si riesce a capire. Ricordo quando conobbi Morricone, ecco, questo è il bello dell'organizzare eventi, perché poi succedono queste cose inaspettate. Nel 2007 stavo lavorando ai posti riservati, un lavoro comunque, diciamo, dietro le quinte, e a un certo punto arriva Ennio Morricone con l'orchestra Corelli di Messina per fare delle prove al Teatro Antico e io mi trovo, mentre appunto applico il riservato sulle sedie, ragazzino perché avevo 22 anni,
mi trovo a 2 metri con Riccone che faceva le prove. E poi ho avuto modo di conoscerlo, di riscambiare 2 chiacchiere, e questo penso che possa valere veramente, veramente tanto. Meraviglia, meraviglia, sono cose che si portano dentro. Benissimo, noi siamo stati felici di raccontare la storia di questi due straordinari ospiti. Mi raccomando, viva la cultura, perché bisogna investire in cultura per crescere. Continuate a seguire Cirino Cristaldi, naturalmente la bellissima Carlotta, bellissima e bravissima Carlotta Bonadonna. Noi chiudiamo come sempre, prima di lanciare il nostro dall'altra parte, ecco, da questa parte, prima di lanciare il nostro video istituzionale, quindi dare appuntamento a domani. Anche domani avremo un bellissimo appuntamento con Davide Morici, la rubrica Chiedimi pure, avremo ospite Mauro Todaro, ambasciatore del sorriso nel mondo, e avremo anche, lei si chiama Alessandra Pipitone, l'abbiamo vista proprio in questi giorni, è un direttore di orchestra, di un'orchestra tutta al femminile, siciliane, tutte siciliane. Abbiamo visto proprio in questi giorni a Tusiche Vales, hanno portato un bellissimo medley di proprio Morricone, domani sarà ospite con noi, quindi a questo punto dobbiamo salutarci e come sempre chiudiamo in questo modo. Gentilissimi ospiti, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Vicini vicini. Perfetto. Adesso dovreste ripetere con me. Io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi. Grazie a Paolo Gatto in regia. Ad Maiora Semper. Ciao Paolo. Sigla istituzionale. Ciao, grazie. A voi.